La mia azienda è la prima volta, speravo non succedesse ovviamente. Enrico Cazzaro sapeva che era solo questione di giorni. Il lupo ha attraversato il Piave dalla zona di Visome e Trichiana, dove nel weekend sono stati predati una pecora e un asino. Si è spostato per la prima volta al confine fra i comuni di Belluno e di Sedico. L'attacco sabato notte. Noi abbiamo il recinto elettrificato, come possiamo vedere, e il problema è che non è bastato, insomma c'è corrente, 3 fili, ma non è sufficiente, bisogna procedere con recinti ben diversi che provvederemo ad acquistare, insomma. Il grande predatore ha scelto un asino di 140 kg che non è sopravvissuto all'attacco. Bisogna chiuderli, non abbiamo alternative, non possiamo tenerli all'aperto perché il ritorno è quasi sicuro, insomma ha assicurato un ritorno. Avevamo degli animali allo stato brado che ora non possiamo più tenerli, quindi non è più un animale allo stato brado che a noi aveva una funzione. Ed è un problema per tutti, oltre che per l'intera filiera alimentare. Tutto il comparto sta subendo enormi perdite economiche a causa dei predatori, ma anche di ungulati e cinghiali. La soluzione non è così facile, è sfuggito di mano e non riescono più ad arginarlo, secondo me. È un problema che sappiamo e nessuno fa niente, ecco, mettiamola così, perché il rimborso arriva dopo. Io chiuderei i cancelli prima che gli animali escano dalla stalla, ecco, diciamo così.